Il girone B di prima categoria si apre con la sfida tra Impero Corniglianese e Rapid Nazarego. La partita inizia con la punizione di Ligios che dal limite area lascia partire un tiro ribattuto dal portiere dei gialloblu Terrile. Al termine di una serie di rimpalli nei rotti conclude a rete, facile però per Di Giorgi neutralizzare. È il 13° quando Ligios porta in vantaggi suoi, sfruttando la velocità e infilando sul palo lontano Terrile. Al 16° Vassallo fa tutto bene, portandosi sul fondo e crossando, da 2 passi però Pigliacelli spara alto. Svarione difensivo al 23° del Rapid Nazarego. Vassallo si ritrova così solo davanti al portiere che supera con un tocco sotto. È il 2-0. Al 38° Ferrara lascia partire una cannonata da fuori area che Terrile è bravo a respingere. È il 42° quando Costa soffia il pallone ad un difensore e serve nei rotti che segna dopo che il pallone ha percorso tutta la linea. Il primo tempo si chiude così sul 2-1 per la Corniglianese. Pronti via e il secondo tempo si apre con un'azione offensiva del Rapid Nazarego. Bello scambio tra Cavagnaro e Costa che libera il compagno con un colpo di tacco. Il numero 7 non c'entra però lo specchio. Azione saliente di Buccheri al 13° che in area scarta 2 difensori ma non riesce a superare Terrile. Sempre Buccheri, 2 minuti più tardi serve Ligios che, da centro area, lascia partire un tiro troppo debole per impressionare Terrile. Al 23° Cavagnara riceve sul filo del fuorigioco e serve al volo Alfonsi che supera Di Giorgio, pareggiando i conti. 4 minuti più tardi Vassallo prova a riportare in vantaggi i suoi e dalla destra si infila in area e conclude, colpendo la traversa. Punizione al 33° dalla sinistra di Ferrara che getta nella mischia e il pallone termina in fondo al sacco. L'arbitro però annulla per un presunto fallo. La partita si conclude con 2 espulsioni, una per parte. Al 42° Migliaccio lascia in 10 la Corniglianese. Costa, 5 minuti più tardi, interviene con la mano lasciando in 10 anche il Rapid Nazarego. Finisce dunque 2-2 tra Corniglianese e Rapid Nazarego. Una partita dai ritmi piuttosto alti, nonostante nel finale vinca poi un po' di nervosismo.